Torna la magia del futsal al Pala Wagner, dove oggi si gioca la terza giornata del campionato di Serie A2 Elite. In campo Mascalucia, calcio 5 contro Cadi Antigendi Futura. Ricordiamo che il Mascalucia torna in casa dopo le 2 sconfitte consecutive, la prima in casa contro Sulmona e poi la sconfitta esterna contro Defender Giovinazzo. 3 punti invece per la Futura con Minnella, Melito, Scopelliti, Squillaci, Pizzetta, Onorio, Cadivini, Torino, Parisi, Mendes, Ramondino, Falcone e Vitigno. Mascalucia calcio 5 con il numero 25 Danilo Lofaro, con il numero 22 Danilo Longo, con il numero 15 Antonio D'Arrigo, con il numero 14 Cesar Cosano, con il numero 13 Douglas Radaelli, con il numero 25 il numero 29 Leonardo Foti, con il numero 17 Riccardo Santonocito, con il numero 3 Tosto Simone, con il numero 11 Flavio Toscano, con il numero 2 Diego Gerli, con il numero 8 Luca Longo, con il numero 12 Gabriele Licerdello. Coach dei biancazzurri di casa Alberto Incatasciato. Dopo 2 giornate di campionato, grande Lofaro, prova la ribattuta il numero 54 Falcone, ma è la difesa di casa. Grande giocata di Pedro. E ancora Squillace del campo libero per mettere in difficoltà. Scambio dai fratelli Longo. Attenzione, il gol di Luca Longo. Luca Longo, 10:59, porta in vantaggio il Mascalucia calcio a 5. Tosto, bravo Tosto a rubare pallone, tenta il tiro, ma che parata ha fatto Parisi. Ricomincia, permette a Onorio di ricominciare con Vitigna e ancora lo farà a parare. Parisi per Onorio, che colpo di testa. E arriva il pareggio di Onorio. 14:08, 1-1. Primo salvataggio di Lofaro, ma sulla ribattuta Onorio la piazza lì. Danilo Longo per Cosano, ribattuta. Mendes per Cidivini, che salvataggio. Scopelliti, Onorio, pronto Onorio a servire Mendes ed è il 2-2 da parte di Falcone. Che giocata, 2-2 risultato, 5:25. Onorio, Falcone, Cividini ed è il 3-2 di Scopelliti. 3 minuti e 38. Scopelliti segna il 3-2. Longo, Cosano. Gara incredibile quella tra le 2 formazioni. Sognava il risultato il Mascalucia, non è andata bene. Testa alla prossima, festeggia invece la formazione di Onorio. Da Rosario Sortino e Ciccio Caruso un saluto a voi studio, grazie a tutti quelli che hanno seguito il match.